libero dagli arresti domiciliari il dirigente della questura di Udine Giovanni Belmonte al centro di un'indagine per sesso con minore dietro pagamento. Un possibile scambio di persona potrebbe far cadere le accuse. Un'intera brigata americana è partita da Aviano per la Lettonia per rafforzare i confini NATO contro la Russia. Intanto a Ferneti arrivano donne e bambini in fuga dalla guerra. Piano delle prefetture per l'accoglienza. Nonostante il conflitto non si riducono i tassi di traffico di gas dalla Russia verso l'Europa. Malborghetto è la porta principale del gas russo per l'Italia, con 75 milioni di metri cubi quotidiani. 2 anni fa venne scoperto a Gorizia il primo caso di Covid in Friuli Venezia Giulia all'inizio di 2 anni di pandemia. Oggi invece si sono aperte le agende per il vaccino Novavax, via le vaccinazioni dal 3 marzo. 80° compleanno per Dino Zoff, unico calciatore italiano ad aver vinto un mondiale o un europeo. A bianconero stasera gli auguri di Causio, Pizzul, De Agostini e la storia della sua amicizia con Felice Tofful. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il dirigente della questura di Udine, Giovanni Belmonte, agli arresti domiciliari da 2 settimane, è libero. È arrivata oggi la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna che nella motivazione specifica che è venuta meno la gravità degli indizi raccolti. A questo punto è ipotizzabile uno scambio di persona da parte degli investigatori bolognesi. È libero e forse vittima di uno scambio di persona Giovanni Belmonte, il dirigente della questura di Udine, da 2 settimane agli arresti domiciliari con l'accusa di aver contrattato una prestazione sessuale a pagamento con una minorenne nel 2018 a Bologna. Libero dopo la decisione del GIP di revocare gli arresti domiciliari a seguito dell'interrogatorio di garanzia che lo stesso Belmonte, seguito dal legale Stefano Comand, aveva sostenuto nei giorni scorsi. Comand si era appellato al Tribunale del Riesame, la cui udienza è fissata per mercoledì, ma di fatto non è più necessario arrivare davanti al giudice perché secondo il GIP è venuta meno la gravità degli indizi raccolti. L'accusa contestava a Belmonte un episodio risalente al 2018, quando il dirigente della Polizia di Stato avrebbe contattato una minorenne e fissato un incontro per una prestazione sessuale dietro pagamento. Proprio da qui sarebbe cominciata l'indagine della Procura di Bologna che ha portato all'arresto e alla sospensione del dirigente della Questura di Udine, finito dentro una più ampia inchiesta sulle baby squillo iniziata a Roma. Alla base della decisione ci sarebbe l'ipotesi di uno scambio di persona, ipotesi che a questo punto potrebbe far decadere l'intero procedimento contro Belmonte. È partita dalla base di Aviano, è giunta in Lettonia una squadra di paracadutisti americani pronti a presidiare i confini sui teatri di guerra e a supportare gli alleati NATO. A seguire gli sviluppi c'era per noi Daniele Micruz. Siamo all'esterno della base, la vedete in lontananza, la base di Aviano dalla quale stanno continuando le grandi manovre che riguardano lo scenario internazionale della guerra tra Russia e Ucraina. Da qui proprio in queste ore stanno partendo i rinforzi da parte dell'esercito americano che andranno a rafforzare i confini. Una squadra di paracadutisti della 173esima brigata aviotrasportata a distanza alla base di Vicenza è stata trasferita da Aviano in Lettonia, una mossa a difesa del perimetro NATO, come confermato anche dalla stessa base sui social. In Lettonia sono già arrivati parte degli 800 militari destinati a quel fronte. In questi giorni abbiamo visto comunque alzarsi in volo parecchi aerei, si susseguono momenti di maggiore calma ad altri di maggiore intensità di volo. Comunque probabilmente altre forze militari partiranno da qui da Aviano per essere trasportate sui confini di guerra. A Ferneti sul Carso triestino per tutta la notte sono proseguiti gli arrivi di donne e bambini che fuggono dalla guerra, sono stati più di 400 in poche ore. Італії gracias від України, що допомагає нам. Grazie che ci aiutate. I pullman che arrivano dall'est Europa sono pieni. Tutto bambini, donne, bambini, sì, tutto
Padre ucrainiana. Sono tutte persone con un regolare passaporto biometrico, quindi che per 90 giorni possono restare senza problemi in Italia, o addirittura un visto per lavorare in Europa e che erano tornati a prendere i loro genitori o figli per portarli al sicuro. Sono circa 500 le persone registrate dalla Polizia di Frontiera che da domenica mattina, insieme all'esercito, presidia i valichi e controlla le corriere. Tutti gli ucraini hanno manifestato la volontà di tornare quanto prima in patria. Al momento sono pullman di linea, anche se nei prossimi giorni non è escluso ci sia un aumento degli arrivi vista la pressione sulla Romania. Dobbiamo combattere Putin, non posso dire Russia perché c'è gente normale, io credo che c'è gente normale, ma dobbiamo fermare tutti insieme, il nostro esercito, i nostri ragazzi sono eroi, sono veramente molto bravi, ma serve aiuto a loro e voi potete e dovrete aiutare. Uno puede tener tanto miedo. Una persona, Putin, non può tenere tanto odio e fare paura non solo contro un paese, l'Ucraina, ma contro il mondo intero. Es contra el mundo entero. Ci spostiamo a Udine, dove questa mattina sono arrivati i primi profughi ucraini. Hanno viaggiato per 3 giorni dormendo su mezzi di fortuna. Sono una decina e sono ospitati dalle Caritas diocesana. Li ha raggiunti Daniele Paroni. A che ora sono arrivati? Verso le 4 di mattina siamo andati io e Gianni a prenderli nella stazione di Corrieri. Sono arrivati, siamo portati, un gruppo li ha portato da una signora qua per un paio di giorni a stare in affitto, che lei affitta anche lei. E un gruppo sta da noi anche per un paio di giorni, vediamo come riusciamo a fare tutto. Sì, sono scappati una famiglia, sono scappati per la Romania, hanno dormito in Romania 2 giorni, 2 notti in una macchina e dopo è arrivato un altro autista, li ha portati qua. E questi sono scappati per la Moldavia, sono arrivati in Moldavia, Chisinau, dopo sono preso pullman, sono arrivati tra Romania, Ungheria e Austria, sono arrivati da Tarvisio alle 4 di mattina. Che cosa raccontano di quei luoghi? Cosa raccontano? Raccontano che è massa pericoloso, che loro sono vicino a città Odessa tutti. Raccontano che sì, che sparano, che hanno paura che buttano racchette, bombe, che è un casino. Tampone, quarantena alla Cavarzerani e una volta riscontrata la negatività al Covid, i profughi ucraini potranno essere accolti nelle strutture messe a disposizione del territorio friulano. Il trattamento è lo stesso che viene riservato ai richiedenti asilo. La conferma è arrivata questa mattina al termine di un incontro con la prefettura udinese. I profughi ucraini che giungeranno sul territorio regionale dopo le operazioni di identificazione in questura verranno sottoposti a tampone e accolti all'ex caserma Cavarzerani per essere osservati per 5 giorni in base agli attuali protocolli sanitari anti-Covid. Solo in seguito verranno distribuiti sul territorio. E quanto è emerso questa mattina nella riunione in prefettura a Udine presieduta dal viceprefetto, in ogni caso si attende l'orientamento del governo. Disposizioni molto attese dallo stesso numero 1 della Caritas friulana, Don Luigi Gloazzo. Quello che noi aspettiamo è un orientamento preciso da parte dello Stato che orienti l'accoglienza verso qualcosa di organizzato, anche se il volontariato e quindi il terzo settore deve fare e farà la sua parte. Nel frattempo il prefetto di Trieste Vardè ha convocato per mercoledì un tavolo regionale con tutti i prefetti della regione e gli assessori regionali competenti per fare il punto della situazione. Siamo impegnatissimi, ci ha detto Annunziato Vardè, stiamo reperendo il maggior numero di posti per l'accoglienza. I controlli alla frontiera ovviamente non sono finalizzati a contrastare l'accesso degli ucraini che possono transitare anche se non richiedenti protezione internazionale, anche senza bisogno di visto sul passaporto. Nel frattempo il comune di Trieste si è detto disponibile ad ospitare bambini e donne in fuga dall'Ucraina. Ospitalità ai profughi ucraini anche da parte del comune di Udine. L'amministrazione ha messo a disposizione 6 alloggi. Il comune di Udine ha attivato in proprio iniziative di aiuto agli ucraini in fuga dal loro paese. In attesa che arrivino indicazioni dal governo nazionale,
ha puntato sulla ricerca di alloggi, ne ha individuati 6 di proprietà comunale. E potranno ospitare anche più di 6 nuclei familiari, perché alcuni sono sufficientemente grandi e poi anche si tratta di capire qual è l'entità di questi nuclei familiari, però sono alloggi disponibili che possono essere approntati in tempi molto rapidi e non possiamo far mancare la nostra solidarietà, il nostro appoggio, la nostra, come dire, convinta adesione a tutte le iniziative delle istituzioni nazionali innanzitutto e regionali che vanno a vantaggio delle popolazioni della tormentata Ucraina. Supporto logistico e sanitario garantito dalle regioni ai profughi ucraini, a dirlo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che è anche capo della conferenza delle regioni. Tutti i presidenti di regione hanno dato disponibilità a una massima collaborazione per garantire l'accoglienza di bambini e donne che stanno scappando dall'Ucraina. Su questo penso che lo spirito di solidarietà e di vicinanza al popolo ucraino venga espresso dai territori in modo chiaro e soprattutto fattivo con le organizzazioni delle regioni che si sono già messe in moto. È chiaro il messaggio di Massimiliano Fedriga, capo della conferenza delle regioni, che assieme ai colleghi ha garantito massimo aiuto logistico e sanitario, in particolare a donne e bambini in fuga dall'Ucraina, e anche il Friuli Venezia Giulia è già al lavoro per fare la propria parte. Noi adesso stiamo già ovviamente mobilitando la protezione civile, dal punto di vista tecnico sarà la stessa protezione civile insieme agli organismi preposti nazionali a organizzare gli arrivi. Ad oggi non abbiamo ancora prontezza dei numeri delle persone che verranno in Italia, stiamo parlando comunque di centinaia di migliaia di persone che stanno scappando dall'Ucraina e che ovviamente mi auguro tutta l'Europa possa accogliere e mobilitarsi per tutelare. Riparte la produzione nello stabilimento delle Ferrere Nord di Osoppo del gruppo Pittini, i primi a partire dipendenti delle acciaierie e a breve anche gli addetti del laminatoio, ma c'è ancora tanta preoccupazione. L'azienda vive nell'incertezza dopo il folle rialzo dei prezzi dell'energia. È ripartita la produzione nello stabilimento delle Ferrere Nord di Osoppo del gruppo Pittini, ferma da venerdì scorso per l'aumento dei costi dell'energia. I primi a rientrare i lavoratori delle acciaierie, circa 160 dipendenti, mentre quelli legati al laminatoio, circa 200, rientreranno tra un paio di giorni. Quindi da qua a poche ore i forni per riguardo l'acciaieria ripartiranno, laminatoio ci vorranno tempi tecnici, quindi ancora 1 o 2 giornate per avere una piena ripartenza. Ovviamente quello che è successo venerdì, questo fulmine a ciel sereno, giustificato dall'azienda, dagli eccessivi costi energetici, si è ripetuto oggi perché in 2 giorni ci siamo trovati dalla fermata alla ripartenza e ovviamente rimane un'incognita forte per la produzione in futuro, collegata ovviamente ai costi energetici. I lavoratori l'hanno vissuto malissimo, questo l'abbiamo visto anche tramite i delegati sindacali, questa incertezza assoluta, questo blocco improvviso e questa ripartenza anche improvviso ha creato disgregazione tra i lavoratori. La forte difficoltà di reperire acciaio preoccupa la Cimolai. L'azienda pordenonese peraltro ha un legame speciale con Russia e Ucraina, dove ha costruito il sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl. Cimolai oggi non sta soffrendo nel momento attuale cali di produzione, interruzione alle linee produttive. La situazione però non esiterei a definirla drammatica. Il difficile reperimento dell'acciaio a causa della guerra mette in crisi i colossi del settore come Cimolai, che vede a rischio le proprie commesse milionarie. Non possiamo più parlare di ulteriore rincaro dell'acciaio, ma dobbiamo chiederci se entro i prossimi 2 o 3 mesi l'acciaio ci sarà per coprire ad oggi tutti i progetti in portafoglio. Stiamo valutando la riserva che ci possono ancora dare le catene di fornitura che si sono interrotte con venerdì. Cimolai con Ucraina e Russia ha un legame forte per aver costruito il mastodontico sarcofago del reattore di Chernobyl da 25.000 tonnellate d'acciaio e le coperture di 3 stadi del mondiale russo di calcio del 2018. Entrambi i paesi per noi sono mercati di vendita e mercati di fornitura. E sapere che un'area come quella della città di Chernobyl è oggi occupata fa impressione e desta molti interrogativi. La guerra non frena il flusso di gas dalla Russia all'Italia attraverso il Friuli, lo dimostrano i dati della centrale di Malborghetto.
Nessuna riduzione delle forniture di gas dalla Russia all'Italia, è quanto emerge dai dati odierni della centrale di compressione di Malborghetto Valbruna, la principale porta d'ingresso del gas russo nel nostro paese. Oggi l'attività dell'impianto del Tarvisiano ha generato un flusso di 75 milioni di metri cubi di gas naturale, un dato in linea sia con la media stagionale sia a confronto con i numeri delle ultime settimane. L'approvvigionamento di gas naturale dalla Russia resta dunque costante. Lo stato di preallarme indetto dal Ministero per la transizione ecologica si traduce in un monitoraggio costante della situazione delle forniture, ma non prevede per il momento alcuna misura specifica. Fondamentale in questo contesto è il ruolo della centrale di Malborghetto su scala nazionale, essendo collegata a 3 metanodotti di importazione tra Austria e Slovacchia e fungendo così da anello di congiunzione tra l'Est Europa e il nostro paese. La centrale sarà la prima in Italia ad essere dotata di tecnologia ibrida, con la sostituzione di 2 turbocompressori attualmente alimentati a gas con altrettanti dotati di motori elettrici prevista entro la fine del 2022. E la centrale elettrica di Monfalcone è una delle 7 che potrebbe tornare dall'uso del gas a quello del carbone. Non sarebbe però una delle prime a farlo, dice il sottosegretario alla transizione ecologica Vanni Gava. Non pare essere nei piani immediati del governo la riattivazione a carbone della centrale termoelettrica A2A di Monfalcone, una delle 7 individuate sul territorio nazionale per ovviare all'emergenza gas. A dirlo a Telefriuli è il sottosegretario alla transizione ecologica Vanni Gava. Le centrali a carbone è evidente che saranno riattivate innanzitutto quelle che non erano completamente ferme, quindi abbiamo già pensato a un paio di centrali che saranno quelle del Brindisino e di Civitavecchia. Per quanto riguarda Monfalcone è chiaro che quella centrale aveva già preso un'altra strada e quindi non credo che temporaneamente, appunto, non avendo a disposizione carbone, possa entrare in funzione. La centrale di Monfalcone, l'unica del gruppo A2A che utilizza ancora il carbone, sarebbe comunque pronta a riprendere l'attività, come è avvenuto a dicembre per un breve periodo su richiesta di Terna. Se dovessero chiederci di attivarla, fa sapere l'azienda, per la messa in esercizio ci vorrebbero un paio di giorni. Ancora sui riflessi della guerra sull'economia, perché oggi Fincantieri è stata protagonista di un vero e proprio rally in borsa dopo l'annuncio dell'Unione Europea di inviare armi e finanziarne l'acquisto in Ucraina a seguito dell'invasione della Russia. Il titolo del colosso navalmeccanico triestino ha segnato un rialzo del 20,8% a 0,63 euro. Per lo stesso motivo prosegue anche la corsa di Leonardo, che ha segnato un rialzo del 15,22% a 8 euro. Sono state rimosse le insegne del consolato onorario russo all'interno del Palazzo della Camera di Commercio di Udine. Il presidente dell'ente camerale Giovanni D'Apozzo aveva già detto di voler prendere provvedimenti con la chiusura degli uffici a tempo indeterminato per dare un segnale di allineamento rispetto alla posizione del governo italiano. Ora pure i cartelli sono stati tolti e il parcheggio riservato al console onorario è stato sbarrato con una transenna. Passiamo alla pandemia, perché da oggi la nostra regione è in zona gialla ufficialmente e a 2 anni esatti dal primo caso i numeri sono da zona bianca. Da oggi il Friuli Venezia Giulia è ufficialmente in zona gialla. Calano i contagi Covid, calano i ricoveri in ospedali e nelle terapie intensive grazie soprattutto ai vaccini. Da domani sarà inoltre possibile prenotare la profilassi con Novavax, il vaccino creato sulla tecnologia delle proteine ricombinate. In pratica un sistema usato da moltissimi anni e che potrebbe convincere anche le ultime sacche di resistenza di chi ha paura a sottoporsi alla profilassi. Le somministrazioni a chi effettuerà la prenotazione da domani inizieranno il 3 marzo e sono previste 20.000 dosi per un target di 10.000 persone, in quanto sono previste 2 inoculazioni a 3 settimane di distanza. Sul fronte della zona gialla in realtà per i vaccinati non cambierà niente, se non la possibilità per i non vaccinati di spostarsi verso altre regioni. Il sistema a colori in ogni caso, anche alla luce delle limitazioni che ha imposto il governo come l'obbligo vaccinale per gli over 50, è destinato a scomparire con la fine dello stato d'emergenza che il premier Mario Draghi ha fissato al 31 marzo. E dicevamo dell'anniversario della pandemia. Il 29 febbraio di 2 anni fa a Gorizia veniva scoperto il primo caso Covid in regione. Era un goriziano di 50 anni, tornato da poco da una visita in ospedale a Treviso. Era il 29 febbraio 2020, quando anche il Friuli Venezia Giulia faceva la sua conoscenza con il Covid.
Quel giorno il responso del tampone, fatto a un cinquantenne di Gorizia, lasciò pochi dubbi. Il coronavirus era arrivato anche in regione. L'uomo era stato probabilmente infettato a Treviso, dove si era recato in quei giorni in ospedale per far visita a un parente. Rincasato, aveva avvertito i primi sintomi. A sequenziare quel test fu l'equipe del Dipartimento Goriziano di Prevenzione dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina, con a capo la dottoressa Ariella Breda. Lei stessa sarà la prima persona in regione, quasi un anno dopo, a ricevere la prima dose di vaccino nella sede della Protezione Civile di Palmanova. Il contagiato era dipendente dell'azienda Aera nel quartiere di Sant'Andrea e fu solo l'inizio di una lunga serie di contagi. Pochi giorni dopo, l'allora Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annunciò che l'Italia intera entrava in lockdown. E il primo focolaio della pandemia scoppiò a Remanzacco all'interno della giunta comunale. Ricordo di quei giorni nelle parole del sindaco Daniela Brizza. Da Remanzacco, Lorenzo Pausa. I primi contagi, le chiusure e il terrore di un nemico sconosciuto. Sono passati 2 anni da quando il Covid ha fatto eruzione nelle nostre vite. Il comune di Remanzacco era stato il primo in regione ad incontrarlo in maniera diffusa. Un focolaio di 20 positivi tra sindaco, giunta e dipendenti del municipio. Il ricordo di quei giorni conduce a uno scenario surreale. Mi ricordo il giorno in cui abbiamo chiuso il municipio. Eravamo io, i dipendenti, il mio segretario comunale, chiusi all'interno della struttura del municipio. Aspettavamo che il Dipartimento ci desse le giusti chiarimenti, cosa dovevamo fare. Ancora non si sapeva nulla, per cui il primo passaggio doveroso per noi è stato quello di chiuderci. E c'era questa angoscia in cui anche di notte mi svegliavo per annotarmi su un pezzo di carta le persone che io avevo incontrato. A distanza di 2 anni la fine dello stato di emergenza sembra essere finalmente vicino, ma ora sono i fatti dell'Ucraina a generare uguale apprensione. Non mi piace usare la parola guerra, però sono venti brutti, tristi. Se c'è da aiutare queste popolazioni, come sempre l'Italia, il popolo friulano c'è. E vediamo i numeri di oggi della pandemia, appena diffusi dalla Regione rimangono sostanzialmente stabili. Le ospedalizzazioni in Friuli Venezia Giulia in questa fase della pandemia da Covid, ma calano sensibilmente i nuovi contagiati. Se da un lato ci sono 15 pazienti in terapia intensiva e 214 persone negli altri reparti, nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 186, a fronte però di poco più di 3.500 tamponi tra molecolari e antigenici. Tra le vittime, tutte con età superiore agli 80 anni, poco più di 18.000 le persone in isolamento domiciliare. E riaprirà venerdì prossimo, 4 marzo, dalle 14 alle 18.30 nella sede della Fiera di Udine lo sportello dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per chi pur vaccinato o guarito dal Covid non è riuscito ancora a ottenere il Green Pass. Il servizio è riservato ai residenti del territorio ASUFC o che hanno effettuato il vaccino nei centri ASUFC. La cronaca, un operaio impegnato in lavori di sistemazione del tetto di una centralina elettrica è rimasto seriamente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Tramonti di Sopra, poco prima delle 10. L'uomo è scivolato dalla copertura della struttura ad un'altezza di circa 6 metri. Soccorso dal personale dell'equipe medica dell'elicottero sanitario, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, ha subito diversi traumi alla schiena e alle gambe. Una sciatrice è stata soccorsa a Tarvisio nel pomeriggio dopo una brutta caduta sulle piste, è stata ritrasportata in codice giallo all'ospedale di Udine. La donna si è procurata un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. Il comandante della polizia locale di Udine, Eros Del Longo, rimarrà in carica altri 5 anni. La riconferma sarà ufficializzata mercoledì. Eros Del Longo è stato riconfermato comandante della Polizia Locale di Udine, la prima volta da almeno 10 anni che questa carica sia attribuita per 2 volte di seguito alla stessa persona. I programmi di Del Longo sono di garantire un maggiore senso di sicurezza ai cittadini, implementando tra l'altro l'utilizzo del taser. Le maggiori infrazioni che si segnalano a Udine, che sono in aumento, riguardano soprattutto il mancato rispetto del codice della strada, un fenomeno che sta crescendo in quest'ultimo periodo, e il mancato pagamento dell'assicurazione dei veicoli. Un aspetto legato quindi ai costi e l'altro
nella speranza di riuscire sempre a farla franca. Gli sforzi della polizia locale sono rivolti anche al controllo del territorio, in particolare in alcuni punti della città maggiormente a rischio per il traffico di droga. Noi adesso abbiamo 2 cani che sono operativi tutti i giorni e sistematicamente quindi riusciamo sempre ad individuare delle persone che posseggono a vario titolo droga. Con la deposizione di una corona d'alloro in via Melegnano sono stati ricordati 185 minatori che il 28 febbraio del 1940 persero la vita ad Arsia in Istria. 82 anni fa nella miniera di Arsia in Istria persero la vita 185 persone, per la maggior parte italiane, tra le quali c'erano anche alcuni sloveni e croati. La tragedia di Arsia, che venne portata alla luce solo nel 2007, dopo essere stata relegata per anni in qualche trafiletto di giornale locale, fu la peggiore catastrofe mineraria della storia d'Italia. L'amministrazione comunale di Udine, di concerto con il Consolato dei Maestri del Lavoro, anche quest'anno ha organizzato una piccola cerimonia nell'area verde dedicata ai caduti di Arsia in via Melegnano. Avevano dato l'ordine di estrarre più che si poteva. Ecco, quindi la polvere della miniera anche si è incendiata e qualcuno è stato trovato a circa anche 1 chilometro di distanza. Va avanti il disegno di legge per l'istituzione di una giornata a ricordo delle vittime dell'amianto. Un disegno di legge presentato in Senato che è stato discusso nella prima commissione affari costituzionali proprio in questi giorni. Si tratta di una proposta che vede come prima firmataria la senatrice gradese Raffaella Marin, su idea anche del sindaco di Monfalcone Anna Cisint, per istituire il 28 aprile, già giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, anche la giornata nazionale per le vittime dell'amianto. Non solo lavoratori, ma anche i familiari che si sono ammalati e sono morti di conseguenza. Concluse le audizioni, si attende ora la calendarizzazione del disegno. Monfalcone e Casale Monferrato sono il simbolo della tragedia che l'amianto ha portato in Italia e porta ancora in Italia, anche se dal 92 che questo materiale è stato abolito. 1.200 milioni di metri quadrati di amianto in Italia, che equivalgono a 30-40 milioni di tonnellate in Italia. Io l'ho portato a Roma ed ora sarà votato, spero, all'unanimità. Quando si parla di benessere cittadino non si può non essere unanimi a un bene comune. Nelle valli del Natisone un gruppo di ragazzi ha dato nuova vita al rifugio sul monte Mataiur, che per la prima volta è rimasto attivo anche nei mesi invernali. Avviare iniziative imprenditoriali in tempo di pandemia può davvero rappresentare una scommessa, e lo è ancora di più se si parla di un rifugio di montagna e se i protagonisti sono dei giovani. Siamo sul Monte Mataiur, nel cuore delle valli del Natisone. Qui, a 1300 metri di altitudine, sorge il rifugio Giovanni e Guglielmo Pelizzo, affidato da qualche mese a una nuova gestione. 3 i titolari. Accanto a Loris e Gianna, 53-54 anni, c'è lo chef Lorenzo, che di anni ne ha 27, coinvolto nell'avventura la fidanzata e altri amici. Viene spontaneo, comunque a me piace la montagna, quindi vivere qua su è bello, è meno stressante che vivere in città o fare le stagioni come ho sempre fatto. Sono Gioia Saccavini, ho 23 anni e mi occupo della gestione della sala qui al rifugio Pelizzo. Sono Oscar Novello, ho 28 anni e aiuto in cucina a Lorenzo. Un'attività che storicamente funzionava nei soli mesi estivi è stata resa accessibile anche durante l'inverno, con risultati ben oltre le aspettative. È anche questo il motivo che può spingere dei ragazzi a lasciare la pianura per gran parte della settimana. Com'è stato questo passaggio? All'inizio diciamo abbastanza difficile e traumatico, però vediamo che ci sta dando molte soddisfazioni. Passione per questo lavoro e voglia di fare quello che ci piace, insomma. Gli 80 anni di un mito del calcio, a compierli Dino Zoff, unico calciatore italiano ad aver vinto un mondiale e un europeo. A bianconero tutti gli auguri dei protagonisti e naturalmente tutte le notizie sportive tra poco a Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.